Il movimento civico di Adria, Impegno per il bene comune, si pone domande su quale sarà il futuro della sanità, che dovrebbe tornare ad essere un focus delle scelte politiche. Il movimento sottolinea le criticità del servizio sanitario veneto, che qualcuno, a parer loro, fa finta di non vedere. Tra i punti più sensibili, le lunghe liste d'attesa e la fuga di medici dal servizio nazionale verso quello privato. L'attenzione del movimento si concentra quindi sull'ospedale di Adria, che soffre per le scelte fatte da amministratori e politici che sembra non abbiano tenuto conto della peculiarità del territorio. 2 medici ospedalieri di cardiologia si sono dimessi nell'ultimo periodo e si è detto che il personale sarà affiancato da specializzandi, ma nel frattempo i turni sono diventati estenuanti e il reparto risulta ridimensionato a danno della collettività. Oltre alla carenza di medici e personale e alle lunghe liste di attesa, sembra che manchi il materiale per il primo soccorso. L'esempio portato dal movimento è il ghiaccio istantaneo da fornire ai pazienti per contrastare il dolore da trauma contusivo, ma sembra manchi anche la consulenza ortopedica dopo le ore 20, possibile solo il giorno successivo anche in caso di frattura. Altre figure sono scomparse. Per chi ha necessità di terapie e visite geriatriche si deve rivolgere a Rovigo. Il movimento parla di un'involuzione graduale dei servizi sanitari a favore dell'assistenza privata, per limitare la quale servono investimenti e assunzioni. Si deve passare ai fatti concreti, affermano, per evitare una lenta agonia dell'ospedale pubblico adriese. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.